Se il buongiorno si vede dal mattino, la legislatura appena decollata a Palazzo dei Giganti si preannuncia a dir poco spigolosa, all'insegna delle polemiche e dei veleni. A certificarlo le prime avvisaglie andate in scena sul ring di Sala Sollano. Clima insomma già pienamente surriscaldato. Da una parte la nuova e strana maggioranza apparentatasi a sorpresa in aula a sostegno del sindaco Zambuto, dall'altra l'opposizione. PDL e Cantiere Popolare, forze costrette a svolgere il ruolo di minoranza dopo essere rimaste improvvisamente orfane degli alleati adottivi MPA, FLI e PD riconosciuti nella fase del ballottaggio e dell'alleato naturale Grande Sud. Uno strappo quasi traumatico destinato ad avere inevitabili strascichi di natura politica, come quelli già consumati anche in occasione della seconda seduta del Consiglio Comunale, quando in gioco c'era la composizione delle commissioni. Su due in particolare si è andato allo scontro frontale. Sulla commissione urbanistica, la cui attività è ritenuta nevralgica anche e soprattutto in chiave PRG, la minoranza è stata esclusa, una sorta di blindatura che non è andata giù agli uomini del PDL e di Cantiere Popolare, i quali hanno poi preteso due presenze nella commissione elettorale. La prima scontata sarebbe toccata a Cantiere Popolare, la seconda in ottica risarcimento al Popolo della Libertà, rivendicazioni non accettate dai partiti che sostengono Zambuto. Risultato: l'opposizione non ha partecipato alle operazioni di voto ed è stata la stessa maggioranza, per legittimare l'atto deliberativo, a decidere chi eleggere dalla parte avversa. La scelta è caduta su Alfonso Mirotta del PDL, ma lui prontamente, per senso di coerenza, ha dichiarato di volere rinunciare. Se queste allora sono le premesse, è evidente che il tanto auspicato cambiamento, rinnovamento, spirito di collaborazione all'interno dell'Aula è un traguardo ancora molto ma molto lontano, tanto a farne le spese sono come sempre i cittadini, gli agrigentini, e il PDL di Alfano potrebbe subire nelle prossime ore un altro brutto colpo in Aula. Giovanni Civiltà del PID, in linea con quanto sta accadendo in ambito regionale con l'intesa tra il suo partito e la parte critica del Popolo della Libertà che fa capo a Leontini, potrebbe assumere un ruolo ancora più autonomo e distaccato rispetto alle posizioni del gruppo consiliare guidato da Geraldo Alongi. Vedremo. E intanto domani è atteso il cambio all'interno della giunta. Marco Zambuto dovrà sostituire l'assessore designato Vittorio Messina, che sin dall'inizio ha manifestato la volontà di restare alla guida della Camera di Commercio di Agrigento. Il suo posto sarà preso da un esponente del Patto per il Territorio.